curiasi saber como, est un misteriu. Un misteriu e un miraculu in su matessi tempus, che è su misteriu de sa paraula e poesia chi nasce da nudda e pare chi torrede a su nudda, ma a su nudda non torrada, e su miraculu de sa creazione poetica, de sa limba che nischi più de noisi, e noisi non la podimus comandare, che comandatissa, però a volte scomandiamo noi spuru. E su misteriu e sa poesia es custu, chi manco os cantadores e chi la criana in pagos segundos, ischini sa da essere bella o vea, sia da piagere a sa gente o non la da piagere. Sempre gai, da esa vizzimia a sus ultimos annos. Siamo in Alessandro Arca, 40 in banno, silanesio, ha cominciato a improvvisare dai pistino minore, la prima gara l'ha fatta all'università, pare che amico Giuseppe Molino, Buddusuino e ha fatto una tesi e laurea sopra Barone Tuccone e in Antonio Lopira si è messo in de Unieri. Prima gara in palco in Isili su 2017 pare in Diego Porco. Alessandro, ma aumenta scominciato, aumenta disabitato e podia a su poeta. Come mi sono avvisato, no, che è una passione ereditaria, no? Nel senso che babbo è appassionato a me, con i suoi amici suoi spuro, e sono tutto diffuso, no? Figlio amico del suo beato Tio Marietto, del Tio Francisco, e quindi isco una marea, no? De contos, de parte sua e fino a che non mancare via vicino che magari andiamo con isso con i suoi amici surf, la sorta e non si è mentiato una ottata o un conto o non si vinaria qualche duina, qualche battorina, ecco, gai, è vista la passione è una schida gai. Poi dobbiamo abitare di essere a fare sottata, no? Che su mattessi, no, il bistato gai, babbo mi dà porta almeno da qualche ottava, quando finì in queste occasioni, però visto poi finì impegnato un mese su rivalli, magari in trigida non è che queria avvistare con questo sconto, ho fatto un mio, a mille come te schifi curda, mi ha da scudi la ponata e a mentadilla, però non è che è facile, no? Magari non vicino dei 2 anni, 3 anni. E tanto provo io sempre, poi bilanario, ma voi è schifo, no, no, figai, mica saperà la prima fiduna, poi fissate, no? E tanto quindi, no, formalmente sono pago se stai più costruita gai. E poi è capitato magari qualche volta in qualche spuntino, sul monte, me l'hanno ammentato dai vago, veramente. Una volta che è capitato una pasquetta che mi ha fatto in sul monte, che mi è finita cantando a poesie, che una è andata giusto, canta pure, e poi io tengo che 7-8 anni. E prossa l'esistita questa gara, antu onta su collega, si è attrattiva buona, si siete amigos, è sicuro che questa gara anda bene o non conta questo? Boh, no, secondo me non è che conta non conta come, vabbè, a parte che devono che questi colleghi che mi è capitato di cantare, colleghi sarà da offendere Caligono, no? Con chi mi è capitato di cantare, io tratto bene con tutti, quindi questo problema del suo trattamento non veste con chi magari vi canta di più e ischia di più la reazione che potete tenere a una battuta o il tesuno sono argomenti che più li piace da trattare ed è un attimo che più spago. Però magari di quello che più spago vesti bella di più ancora che ti ne fa che bocare cose che manco pensai di poter narrare, compreso. La gara che ho fatto non si conta
con un anno, no? Insomma, in un anno, quindi non è che sono un medas. Con Dionigi, bitti, mi è capitato una paia di mesi fa che devo fare una gara, solo non hai mai cantato, eppure è una gara che realmente con piacere, che è una gara resessita, no? Fico contento noi, si fico contento la gente, fico contento il allenatore e quindi naras, non vi cantare mai, con il suo vi cantare spago, non vai mai cantato in due, eppure necessita una bella gara, una gara discreta, no? Dai. Ascolta, e già mutta in testa. Siamo mutta, chi dice di testa, questa cosa che abbiamo sempre noi, la gara dipende da essa mutta, è vero, dipende come uno si intende, come te, è un mistero, insomma, no, dai. Però torniamo a su che ti parlando prima, a volte ti pare che si una prima di cantare o viceversa, ti intende che sei fino a di malumore, che magari a me mi capita quando devo cantare che si esprimono troppo, buonare, no, sto trovo la trova, sul letto che trovo un scutto, bello sulle rose, ancora, ancora. E poi magari prima anche di intendere male e cantare a vir bene, di intendere bene e poi non quante scommette di scherra, insomma. Quindi sa molto fino su contesto, su ambiente per la gatta, su affinità che si crea con il suo collega in un momento che si è in su palco, la risposta del suo pubblico, a volte basta fino a spago, può dare una vaga animo, no? O può dire che lo gassare, no? E quindi sa molto è scusto, insomma, non si può dare. Dunque, si può cambiare fino a gara, già mutta. A me mi pare che sì, su questa gara magari ti pare che non si sta andando, oppure ti pare che. E poi tutto in uno, basta una cosa che tiene al suo collega e ti abberito in un mondo, no? Questo. Ma per uscire a gara buona bisogna che sia di mutta buona su un panzo puro. Antalmente sto puro se stiamo buona su un panzo. Forse si può narrare questo, sì, questo affiattamento che si crea sul momento di questa creazione, no? Di tutto chi partecipa, di chi canta, del suo tenore e del suo pubblico pure. E può combinare dunque già mutta buona o vina a Samara o da una satellite. Mi pare che sì. Che è scusso, no? Mi devi parlare che magari tu cantare male che tira a fondo il collega, oppure il collega che cantando bene e ti che tira da su, no? Questo senz'altro. Ha sempre rispettato sa gente. Tutte sa garas, dai suo comincio a sa concluita de sa carriera, per me vincomente che essere ad ognuna sa prima. Intendia su mattesi sentimento e sa gente mi l'ha torrato questo rispetto. Ed è capitato di andare su un mattesi tema. È pur difficoltoso e già bene, è pur abbondante andare nuovo sul tema. Dipende, questo dipende del spirito del suo poeta, della fantasia che tenete, non siamo tutti uguali, l'attenzione che si vi ponete e per uno commento lo vivete su canto. Se tu lo vives commento un'irfidia, a boccare sempre cose nuove, una gara che in te con un mattessi, da narrare resesso, a girare questa cosa, a luppicare in un altro hilo, io ho in corso tutto con dormannos o toccone, sul mondo, in un mastro di corso, di girare sostemma, speri cantando su mattessi, allora vedere sempre in una maniera diversa. E poi è un'avvertenza che già in questo io ho compreso, io vi credo, ma sa di che poco noto a suo Peppe in Bonorva,
che l'ha potente onore di lo vedere le persone, e voi mi hanno azzutato sua, veramente stata cusoretta che sono barrato chinissu, veramente il tuo nome che poi possedate che teniata di una lucidità e l'ha piccata sa seria, cioè matta istruito, non si, ma proprio si immagina di questa persona che ti un uomo dettino, ma data avvertenza, tu e cantas, tutto, ma t'ha avvertito queste cose di hackere. Una delle prime che mi ha nato, proprio che l'ha ponato che mi aggrada in meta su tema legge fuori legge di Siwi, mi ha nato tu deve sempre cantare in maniera differente. Cosa sottavas che io ho cantato a Raimundo e Siwi? Non la sapevo più cantata a nessuno. Questo tema l'ho cantato in Piredda, l'ho cantato... Non sono uguali, l'ho tornata a cantare che Raimundo, sono tutte diverse, non ti picche. Jamais l'abitudine e il vizio di cantare le proprie cose, che questa è la morte della poesia, ma nato questa cosa, io come giusta non me la ammento, ma la sostanza è giusta, già l'ho pensato e mi si chitanangere proprio, che tocca di andare in questa direzione, ma se tu ascolta suo collega, lo vedi da un punto di vista diverso, resisci a lo cantare in modo diverso, perché a volte capita, a me è capitato per 2 o 3 sere al Belle di Villa, po' sorteggio a mi capitare a partecipare. E però a resistere a vincere a cantare in modo diverso, o per tornare a narrare un concetto simile, ma in un'ottava diversa. Chi canta d'incara a un popolo è giudicato da essa gente che li ascolta. Più sa saggiara risponde da soperaggio del suo comitato che li invita da sa vesta. E galo innante più spuro a chi l'intende cantende in piatta. Ascolta, sos temas sono cambiati in suo tempo, cioè, su tema cammina dal suo cambiamento della società. E questo ha sempre cambiato per la maniera dello cantare, abbiamo fatto prima, per il cambiamento che è stato in Codormanno, che su Raimundo, Tocone, Sozzo, la Sichita, di questa scuola di argomentazione. E questa argomentazione è che la chiria sa gente. Oggi, per che andare bene a narrare certe cose, ma non è nato, anzi, di sicuro è che le cose che venivano nate prima, appassionati e venivano recite da gente in un modo differente da come la recicommo. E per su chi si narrata a sa gente oggi, sta birra che tenes indennanti. Non potes cantare a sa stessa maniera a un pubblico anziano che ti può succedere in una piazza o si andrà a scuola a fare un laboratorio a piscinettos o de veganos. Esta si segherare sul livello che tenes. E quindi sos temas per il pocusso hanno un motivo di cambiamento e per il suo materiale argomentativo che tenes, che cambiano le sere, cambiano sos assinzos e cambia su strettos da Juve su poeta andata a piscare, poi este la bravura, l'intelletto, la riflessione di un che tira cose diverse da come la vive su puro. Però cambiata per la natura dei sistemi che vengono dati, non tanto perché devo nuovi. Questo è un problema che oggi abbiamo, è sempre espruso una mancanza di competenza e per la mancura dei suoi comitati che noi che imprusitete a guardare e andano a volte a domandare gente che sono convinti che magari gli potete dare un aiuto e invece i teacchete. Li dai quello solito tema che ha sempre inteso e quindi ti che tornano a salmatesi cose. Ecco, e questa bravura este dello tornare a dire in una maniera diversa. Un tema che abbiamo sempre scantato, Socra e Nura. Certo che se oggi ti dispone a cantare questo tema, non regalo che Socra tua, sa tabacchera, che sta in bardetta, sa che è una cosa fuori del suo tempo, oggi non lo deve vivere in questa maniera, però si chiede, contrasto generazionale, tra una Socra e una Nura, questa maniera di vivere la famiglia, di vivere la vita, di educare i suoi figli, ma
di tutto ciò che queremos fare, da catarmetta di cantare. Quindi sei tu che ti devi tornare a inventare. Non è tanto sul tema che è andato, ma sei tu che devi essere a grado di non lo cantare in un modo invariato, istantaneo. La verità desinaro sincera, sino che meno binda finzione il suo corso essa mia carriera si stappone mano sparagone dalla poco cominciata con leone secondo via essa vita in primavera se la poco cominciata con sorrasso sono che la fa finire con scasso tu e te nel fama digna e vanto esa gloria che mica da ascianue girasi no che girasi in cue verso s'improvviselli a buon tanto adesso leone schise nende tue buona parte che sono in campo santo sia isso sti disizza al de asie e ti spetta sa sti cantari ai mie che sono in sepoltura come cantelli in palco mi accompanza te pronta gente sisini e stranzaia di compatto case scrignatura Sabba mia il fama del ranzato puno che la vighe se a saltura quello buitti in alto che la vone se sino ad alas che iso scusone se ala non se ne che a su puzzone salto che lo elbo lende in ie Deo poto istare vie pro chi non tenza ancora perfezione e sia ti e compatti tutti a tu cone tanto tu e a sa compatire a mie este un ciclo bello veramente su mastro che combatti su dischente mi sono sempre comportato che mi sono dato a po' castigo come conto in sedate uno pappai caso cantende da tempos antigos e in Sardegna vol capo amico so che son pregende chi non molsa mai e tu es pregende chi mi molsa si m'appretta al mindogo sare solza vai chi a cusso non ne tenzo in porto a ti vagherà curios mi recreo anzi come a brulla milaneo de ti lunare spuro mi sconforto tata chi tu e casa esce il morto calchi gara de fioso fatto deo ma tanto a fare non vi conto gai esa morte non ti la prego mai sono che promitare antorso messo pensende a se eterno riposo però es sporco in spirito
parten di festa de santas e santos. Aumentaga por superado tantos obstáculos de sempre victorioso. E quando venite morre sadieno a pa morre pro di meratie. Promeneggiano un partisa cue a quel Deus in salta passione. Musuca non conta rue, prosighi ancora fa che sa cantone. Poi attacchi su palco bisestue a mie servi fino a elezione. E ti ascolto, comprendo e ritene, sperende chi poi canta bene. Ascolta, los poetas puros non sempre de manco, non mente mai. Poi non discorsi sono sempre del manco, al disco a me mi pare che sono più spagas al garas, invece che in questi ultimi 10-20 anni ho visto un bello ricambio generazionale di tutto sommato, no? Che non si vede adesso sono schimbanta per narrare, nel senso che sono schimbanta aver visto da tutto, insomma, una generazione. Sì, la Golden Age, no? Vista tutti i giorni che abbiamo conosciuto noi, che poi abbiamo visto una generazione prima pure. Però tio Francisco, Montovallo, tio Marietto, tio Bernardo Zizzi, Pazzola, insomma, sono tutti gente che era vestita in questo anno, no? Poi abbiamo visto la gente che è vestita in suo corso del suo tempo, pensiamo a Bruno Agus che è vestito negli anni 80, no? Però è stato più un'eccezione, no? Non è stato un periodo di abbondanza, no? Invece in questi ultimi anni, insomma, Dionigi, Diego Porco, Torres Enes, insomma, abbiamo stato una bindata, Zovanos, poi Zovanos, uomini di 40-50 anni che cantano, no? Gli ultimi sono canazai 40 anni, insomma, tutta sono bindata. Certo, tutte queste età non bindata, però non è che sono cantatori sono minimamente. Ma credo sono minimamente sono appassionati, perché per questa distanza di età, no? Magari chi canta da 40-50 anni e chi ascolta da metà volta dagli anni 70, no? 80 o più puro. Insomma, noi ci auguriamo che non si possa ascoltare fino a chi nel 120, però ti adesso in mezzo così cominciano a diventare un pubblico di crossover. Quando di fronte a me la gente grata m'ho fatto sta gara improvvisata.